avrei voluto essere l'ultima perché in realtà volevo ascoltare cosa diceva la società civile, cosa dicevate voi, per vedere di portare e di realizzare a scuola gli interventi degli esperti e degli attivisti. Però, ecco, esigenze tecniche, ma non vi rubo molto tempo. La scuola, il futuro non si subisce, si costruisce, sarà il motto che portiamo quest'anno scolastico. Quello è un regalo che mi hanno fatto i ragazzi di terza media della Zanella qui, che hanno preparato anche il cartellone senza che sapessi niente e l'hanno realizzato con l'intelligenza artificiale. Questo ci fa anche riflettere sul ruolo che noi andremo a fare nella scuola. E questo è il collettivo degli esperti che soprattutto è composto appunto da esperti ISTE, esperti del territorio, diciamo lo staff fisso che ruota nelle scuole e che poi può anche essere integrato da altri esperti e da testimonianze di attivisti qualora le scuole ce lo chiedano e qualora affrontino dei percorsi di cittadinanza attiva in cui è nostro obiettivo creare un dialogo fra giovani e adulti. Ecco le testimonianze degli attivisti che avvengono là dove si fanno dei progetti, perché noi portiamo a scuola anche di incontri di sensibilizzazione, ma come mi è stato detto anche in una telefonata 5 giorni fa, spaventa gli insegnanti il fatto che non facciamo delle semplici relazioni che così si liquidano in 2 ore o in 3 ore, ma pretendiamo un lavoro preparatorio, perché noi partiamo da un'indagine su quelli che sono le vere conoscenze di ragazzi, e anche qua c'è un dibattito all'interno del nostro gruppo di lavoro fra chi dice ormai sono 8 anni che entriamo nelle scuole, non servono più certi discorsi o certe indagini perché se le possono trovare da soli. Non è vero, non è vero. Non è vero, perché esistono sempre ragazzi e quindi famiglie che non sanno niente. E non sanno niente nemmeno nelle zone rosse. Non sanno niente nemmeno all'Unigo, da dove è partito tutto quanto, a distanza di 7 anni. Comunque, effettivamente ci sono delle situazioni diverse e noi, io qui non sto parlando come un esperto ovviamente, non sto parlando nemmeno come un attivista, sto tentando di capire e di vedere come trasferire tutti i discorsi interessantissimi che avvengono da noi nella scuola dal punto di vista educativo. E lì invece devo dare atto che i risultati ci sono. I risultati dopo 7 anni all'improvviso ci sono. Ci sono nel senso che abbiamo seminato, stiamo seminando, ma abbiamo dei risultati. Sia chiaro, i risultati ci sono laddove dietro agli studenti ci sono gli insegnanti. Evidentemente c'è una maggiore consapevolezza proprio tra gli insegnanti che ci chiamano, tra gli insegnanti che ci conoscono. Abbiamo acquisito nel tempo, credo, siamo stati riconosciuti come persone serie che dicono le cose come stanno, ma che non se li inventano e hanno dei documenti. Allora, eccolo qua. È chiaro che anche per noi la sentenza di Miteni adesso con i ragazzi segna, diciamo così, un passaggio in quello che andiamo a dire o a fare. Ed è per questo che io ho fatto una lettera aperta agli studenti dopo la sentenza Miteni. Perché l'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta perché negli ultimi mesi, soprattutto in quest'anno scolastico, parlo del 2024-2025, tutto il nostro sguardo era proiettato a quello che sarebbe successo con il processo, con la sentenza. Cioè i ragazzi negli anni avevano seguito l'inizio del processo, ma adesso si stava arrivando alla fine. Che cosa stava succedendo? E
Ovviamente i ragazzi, sapete come sono i giovani, pretendono giustizia. Per loro è inconcepibile, fra virgolette, che chi inquina non paghi, è inconcepibile che chi produce il danno non venga condannato. Quindi su questo aspetto, su questa loro aspettativa, si sono presentati anche al sit-in del Tribunale di Vicenza, e lì ha fatto la parte da leone, ma l'abbiamo già detto, Schio con le sue scuole. Qui c'è anche una professoressa che vorrà essere attivista da moltissimo con gli studenti, e quindi Schio è venuta con le sue petizioni controfirmate, e quindi ha destato anche un certo scalpore impositivo tra i cittadini presenti, fra gli attivisti presenti. E poi c'è stata la nuova rivelazione, diciamo così, voi lo sapete, Nemo profeta in patria, ad Arzignano non si riusciva a sfondare, eppure io sono stata dirigente scolastica per 10 anni ad Arzignano, ma c'era questa paura che la mia presenza significasse politica. Voi dovete tenere presente che quando io ero dirigente di questa scuola hanno fatto una mozione anche in comune dicendo che la scuola che guidavo io era un covo di comunisti, quindi questo tanto perché lo sappiate. Ecco, allora con i ragazzi che aspettano giustizia e che vogliono e con i quali ci misuriamo e con i quali vogliamo stabilire che la cittadinanza attiva è l'unica risposta che possiamo dare per cambiare le cose, è chiaro che si deve dire, e questo è stato detto nella lettera aperta, che senza dubbio la sentenza, parlo Claudia ovviamente, sei stata interessantissima nel tuo intervento, però io parlo qui dal punto di vista di quello che posso dire ai ragazzi, e non posso dire tutte le contraddizioni che ci sono perché sennò mi li perdo, e quindi devo dire che è stato un successo, che abbiamo dimostrato Davide contro Golia, abbiamo dimostrato che i cittadini uniti vincono tutte le resistenze, perché questi ragazzi sanno che ci sono delle responsabilità politiche, non sono stupidi, sanno che le istituzioni sono state zitti, perché per 7 anni abbiamo detto che noi a scuola entriamo per supplire la mancanza di informazione o la disinformazione delle istituzioni. Questo i ragazzi lo sanno, e lo sanno anche ovviamente i professori. Quindi abbiamo detto che quando i cittadini nella lettera aperta si uniscono, le multinazionali devono rispondere. Quindi ecco, siamo andati avanti così. Ricordiamo sempre, abbiamo ricordato nella lettera aperta che è stata consegnata agli insegnanti, sperando di riprendere il dialogo a partire da adesso nel nuovo anno scolastico, abbiamo ricordato che la partecipazione conta. Questo è il ragazzino di terza media della scuola media Zanella, che abbiamo avuto l'autorizzazione per queste foto, che è intervenuto a nome della scuola dicendo il diritto che hanno gli studenti, e il diritto che hanno gli studenti, il diritto che ha la società civile. Abbiamo l'ambiente è un bene comune, e qui c'è il ragazzo, questi sono i ragazzi anche di Schio, che hanno letto le loro petizioni. Una è quella della scuola della Laura, dove hanno fatto una bellissima analisi basandosi soprattutto sulla Costituzione, quindi per la gioia anche nostra, perché fra l'altro come gruppo di esperti che ci siamo riuniti pochi mesi fa abbiamo deciso di affrontare di più il discorso proprio della Costituzione, del diritto, che forse è un aspetto che ai ragazzi manca, e quindi a prendere coscienza che loro possono essere dei protagonisti. Prendere coscienza, infatti i ragazzi della Laura poi da lì hanno chiamato, hanno fatto le loro assemblee, hanno chiamato chi hanno voluto a parlare di FAS, si sono proprio
diciamo così, hanno preso coscienza che potevano continuare questa informazione, perché comunque anche da loro è venuto fuori il discorso che sono disinformati e che la cittadinanza non risponde. Quindi noi ci troviamo da una parte le istituzioni che non rispondono, ma dall'altra abbiamo i cittadini disinformati. Non è che i cittadini disinformati. E i ragazzi bocciano i FAS e nelle loro petizioni hanno rivendicato il diritto alla vita, il diritto alla salute e il diritto all'informazione, la trasparenza contro il silenzio, la conoscenza contro la disinformazione e l'attivismo contro la sudditanza. Non sono solo parole, qua discutiamo moltissimo con i ragazzi. Tenete presente, perché forse tanti non lo sanno, la nostra difficoltà in 3 ore, perché poi è questo, di riuscire a entrare in empatia, di riuscire a galvanizzarli, di riuscire a destare emozioni, perché senza emozioni non vai avanti, però devi anche fare una relazione perché non sanno le cose, ma devi rispondere alle domande e devi stimolarli alla cittadinanza attiva. Quindi e ci deve essere anche un filo rosso che lega i vari interventi, i vari esperti, i bisogni, le necessità dei ragazzi. Noi continuiamo perché ci crediamo. Queste le petizioni che hanno fatto grazie al nostro amico Bizzotto e che anche adesso è qui, che ci ha fatto gli sketch che abbiamo dato a tutte le scuole e loro se li prendono, se li misurano, se li fanno. I nostri ragazzi, l'ITET del Pasini, la scuola media e subito l'azione. Siamo andati avanti e ci hanno fatto la sorpresa, sempre i ragazzi delle medie, di il passo ulteriore. È bello questo perché noi diciamo sempre che ci deve essere uno scambio fra generazioni. Qua si incomincia adesso, non lo so come, un miracolo, non lo so, una semina, un qualcosa che è avvenuto perché sono anni. Noi abbiamo portato anche il libro di Vincenzo Coriano in questa scuola, ne abbiamo regalate 10 copie, abbiamo fatto l'intervento, ci siamo presentati con il dirigente, insomma fatto sta che intervengono anche nella festa il 20, che è dedicata a tutto ai giovani, intervengono le scuole, intervengono con la mostra, con i cartelloni sulla mostra dei FAS, intervengono con dei laboratori e partecipano alla festa dell'albero. Nello stesso tempo l'amministrazione ci ha aiutato a fare una lettera alle scuole, in modo che si sappia quello che si fa. Ma è sempre le consapevolezze che secondo me già i ragazzi, gli studenti che incontriamo stanno raggiungendo, grazie, ripeto, alle spalle ci sono sempre i professori altrimenti. L'ambiente è un bene comune, i ragazzi lo hanno capito e sanno che la cittadinanza attiva loro può risolvere molti problemi. L'altra esperienza che hanno avuto e che è menzionato nella lettera aperta è appunto che hanno riconosciuto la lotta degli attivisti. L'hanno riconosciuta e hanno capito che senza questa parte, questo attivismo della società civile, forse il risultato del processo non sarebbe stato scontato. Quindi anche questo è in parte, e infatti hanno fatto il cartellone anche su intervenire oggi per cambiare il futuro. Allora, ci avevano lasciato con delle riflessioni. Queste riflessioni che ho scritto sono tutte documentate, solo che riportano anche i nomi delle classi, degli studenti, tutto quanto, quindi visibili, perché nei documenti che io consegno alle scuole do tutto quello che loro fanno. E come vedete sono anche ingenue, però sono importanti, noi li dobbiamo discutere per poter intervenire. Intanto dicono che prendere la consapevolezza della gravità del problema è il primo passo. Magari se anche tutti i cittadini di Arzignano prendessero consapevolezza. Avere una visione chiara è importante, e denunciano che sono indifesi di fronte a tutto questo stato di cose. E naturalmente loro hanno la risposta pronta, bisognerebbe vietarli. Non c'è nessuna classe dove non mi abbiano detto che bisogna vietare la produzione di FAS. Poi
Però ci sono, siccome noi come scuola, siccome noi come educatori, in ogni caso, data una situazione grave, perché io dico sempre ai professori, non bisogna indorare la pillola perché sono ragazzi, perché sono fragili, vi dicendo. La verità è nuda e cruda ed è questa. Sempre. Mi sono sempre battuta e ho anche litigato, ho perso anche delle scuole su questo aspetto, perché dovevo all'acqua di rose, non ci sto. Allora si deve dire la verità, però è altrettanto vero che ci deve essere sempre una prospettiva di futuro, è altrettanto vero che ci deve essere sempre l'azione, è altrettanto vero che solo l'azione genera speranza, non viceversa. Io non posso avere così la speranza di e tu che fai? Se non agisci non puoi sperare niente, non puoi sperare nel cambiamento. Questo è il chiodo fisso che noi partiamo. Infatti qua dicono dobbiamo essere coraggiosi, capaci di prendere delle scelte che possono cambiare la situazione. Noi giovani di oggi saremo politici imprenditori, se davvero riusciremo a capire che cambiare è necessario, allora sarà il nostro potere di farlo. E da qui noi partiamo. Allora, diamo per scontato che sono quella energia di cui abbiamo bisogno. Diamo per scontato che sono loro che si devono costruire il futuro e sono il motore del cambiamento. E allora anche per noi vale il discorso della prevenzione. Come il danno c'è, non ce lo dobbiamo nascondere. Come prevenire certe situazioni. È la nostra parola d'ordine, ecco perché dico che gli interventi vostri poi ci saranno di aiuto per trasformarli in discorsi educativi nelle scuole. Allora, noi lo facciamo nel nostro piccolo, lo vogliamo fare con gli studenti. Io l'anno scorso avevo cercato di mettere in guardia i ragazzi sui FAS che circolano e avevo fatto un manuale dove diciamo così, elencavo sulla base di certi criteri quali erano quelle industrie che non producevano più FAS nei loro prodotti. E avevo detto così, se volete leggerlo, se avete da integrare. Il fatto è che so che l'hanno letto, ma si era risolto così. Ho accettato, vuol dire che non andava bene. Quest'estate, un mese fa, mi arriva una lettera da studenti in cui mi dicevano che chiedevano scusa per il ritardo e mi portavano tutte le loro osservazioni. È stato bellissimo. Hanno fatto la caccia ai FAS, partendo da quel volume mio. E allora adesso io ho fatto un secondo libro, diciamo così, dove c'è il contributo delle studentesse e degli studenti in progress, prevenzione individuale e collettiva e la ricerca di prodotti FAS free. Loro sono andati alla caccia e hanno segnalato, noi pedissequamente a casa abbiamo controllato tutto, avevano fatto un bel lavoro. Adesso a me non interessa se hanno utilizzato l'intelligenza artificiale o meno, hanno fatto un bel lavoro. Io ho scritto subito alla professoressa ringraziandola, dicendo ormai se ne sono andati dalla scuola, però per piacere porti i complimenti a loro e adesso mi sarà più facile perché entrando nelle scuole porterò già il primo contributo. Sapete, no, da una goccia ce ne sono due, si è partiti. Non sapevo come ripresentare il lavoro che avevo fatto io perché era già vecchio, ma adesso ci sono i ragazzi. Ecco cosa cerchiamo di fare noi con la scuola. E poi dagli studenti noi cerchiamo proposte e soluzioni. Siccome abbiamo pensato col gruppo degli esperti che era arrivato anche il tempo di allargare il discorso dei FAS alle microplastiche, nel senso, sì, sarebbe tutto un argomento importantissimo quello delle plastiche, ma almeno di dire che FAS associati a microplastiche sono proprio micidiali. Quindi cerchiamo di collegare il discorso dei FAS alle microplastiche, ma concretamente, siccome già avevamo visto negli anni precedenti che non ci siamo nelle scuole, perché parliamo di FAS e ci danno l'acqua nelle bottiglie di
plastica, con bicchieri di plastica, e quindi incominciamo, io sono già avanti perché ci diceva la professoressa che avevano già fatto le loro passi, e vediamo cosa fare di prevenzione sui distributori delle mense a scuola e sui contenitori a casa. Tenete presente, per esempio, che come associazione CILSA io ho di nuovo, dopo 4 anni, richiesto tutti i dati delle mense ad Arzignano per vedere gli aggiornamenti, per vedere non solo, sì, lo so che adesso è una moda che hanno anche dei finanziamenti per fare le mense bio nelle scuole, però da dove viene questo bio? È il solito problema, perché il bio non misura i FAS. Ecco perché mi è piaciuto, non so in quale relazione che è stato scritto, che anche nel bio ci sia la certificazione FAS free. Quella ci salverebbe, perché il bio è buono per i pesticidi ma non per il FAS. Quindi ho sempre paura se in una zona rossa c'è il bio, non so se mi spiego, perché i FAS non me li prendo. E allora facciamo anche questo discorso della se stiamo facendo a caccia dei FAS, cerchiamo di fare anche a caccia delle microplastiche, cioè di vedere che cosa fare. E magari inventando, studiando con i ragazzi i discorsi che possono fare a livello individuale e i discorsi che possono fare a livello collettivo, la nostra forma di contributo. Creare la speranza in un tempo senza speranza. Ecco, la realtà purtroppo, l'avevamo detto l'anno scorso che siamo senza speranza, eppure noi la dobbiamo creare. E io, siccome con i ragazzi conta sempre il discorso dell'emozione, siccome con i ragazzi conta sempre il discorso del coinvolgimento, per diversi anni partivo o concludevo con la bellissima discorso di Don Luigi Ciotti, siate eretici. Adesso ne ho pescato un altro e mi piace da morire, vediamo se indovinate, e concludo, se indovinate da che libro l'ho preso, ma sarà il nostro lavoro sempre sulla cittadinanza attiva. Quale significato ha imparzialità? Quando sono in gioco vite umane, l'imparzialità diventa un dovere che ci costringe a metterci dalla parte del diritto, della giustizia e delle vittime. Essere imparziali significa avere il coraggio di difendere ciò che è giusto, di dare voce a chi è stato messo sotto silenzio o viene semplicemente ignorato e di lottare contro i soprusi. Al male dilagante dobbiamo rispondere con consapevolezza e azione. Il sapere è un'arma fondamentale, perché la conoscenza rappresenta la migliore difesa contro la manipolazione, lo sfruttamento e l'inganno. Da soli siamo fragili, come ali di una farfalla, ma uniti, solidi e solidali, possiamo fare una tempesta. Ogni nostro più piccolo gesto è un battito d'ali che innesca una catena di conseguenze. Insieme possiamo affrontare qualsiasi sfida, quindi battiamo le ali e facciamo tempesta. Quando il mondo dorme, di Francesca Albanese, la sua introduzione. Io la porterò a scuola.